È la provincia di Cosenza la più colpita dal virus. Oggi su 577 nuovi contagi in Calabria, 234 si registrano proprio nel Cosentino. Difficoltà nella gestione dei pazienti negli ospedali, l'unità di crisi regionale riunita d'urgenza. Sono 7 le nuove zone rosse in Calabria, 4 in provincia di Cosenza, una a Crotone, una nel Catanzarese e l'altra nel Reggino. Il tentativo è di bloccare la diffusione del contagio. Intanto Occhiuto chiama a raccolta i sindaci del Cosentino per un sit-in sabato davanti al pronto soccorso dell'Annunziata. In Calabria è sempre lenta la campagna vaccinale, si passa dalle 11.000 inoculazioni di sabato alle 900 di domenica scorsa e c'è chi propone la vendita diretta in farmacia. Proteste dai genitori delle persone con sindrome di Down, solo 6 in Calabria si sono vaccinate. Morì di Covid il 13 aprile del 2020, fu una delle prime vittime del virus in Calabria. Il vigile del fuoco aveva 51 anni, il ricordo della sorella Valentina. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque il punto sui contagi, anche oggi numeri davvero alti, soprattutto nel Cosentino dove si registra la situazione peggiore, difficoltà nella gestione dei pazienti negli ospedali e l'unità di crisi regionale riunita d'urgenza, scelti gli ospedali Covid e i nuovi hub vaccinali. Sentiamo. Continua a crescere il numero dei positivi in Calabria, oggi sono 577, ma con un numero più alto di tamponi processati, 4.086. La provincia di Cosenza rimane la più colpita, oggi sono stati accertati 234 nuovi contagi. Sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 910, 3 di questi nel Cosentino e 1 a Catanzaro. Restano stabili i ricoveri in area medica, 471 con un tasso di occupazione del 50%, mentre crescono di 3 quelli in terapia intensiva, 43 con un tasso del 28%, 2 punti sotto la soglia di saturazione. Come dicevamo, dunque, è la provincia di Cosenza quella più colpita dal virus, una situazione allarmante al centro dell'unità di crisi regionale riunita d'urgenza a Catanzaro. Attivati 3 ospedali Covid e per il Cosentino è stato scelto quello di Rogliano. Unità di crisi straordinaria proprio sui fatti di Cosenza. L'aumento dei posti Covid negli ospedali della provincia di Cosenza e di tutte le zone della Calabria. Abbiamo scelto l'ospedale di Rogliano come ospedale Covid per il nord, la famosa Villa Bianca a Catanzaro, per la quale in queste ore proprio si sono definitivamente organizzati i responsabili anche del Materdomini, oltre che la protezione civile che ha già completato il proprio lavoro, e l'ospedale di Gioia Tauro per quanto riguarda la zona sud della Calabria. Oltre a questo si è parlato di assunzioni del personale che assolutamente serve in tutta la Calabria, i piani vaccinali e soprattutto gli hub. Abbiamo già avuto la conferma che quello di Corigliano Rossano è pronto per partire già domani, stesso discorso per Ciron Marina, ieri è partito quello di Catanzaro, nei prossimi giorni partirà anche Siderno, Mesoraca, insomma la vaccinazione sta prendendo finalmente il ritmo giusto, i tempi chiaramente sono quelli di una sanità che è stata molto indebolita negli anni, ma che con grande coraggio e con grande tenacia sta lavorando in queste ore. Ma il presidente della provincia di Cosenza Iacucci stigmatizza il fatto che alla riunione dell'unità di crisi a Catanzaro, convocata come dicevamo proprio per discutere dell'emergenza Covid in provincia di Cosenza, non siano stati invitati i rappresentanti degli enti locali. Per Iacucci inoltre dal tavolo non è arrivata nessuna soluzione alla grave situazione che si registra proprio nel Cosentino. La riunione dell'unità di crisi a Catanzaro fa seguito alla riunione convocata a Cosenza dal presidente della provincia Iacucci alla presenza dei sindaci del territorio e dei commissari dell'ASP e dell'azienda ospedaliera. Obiettivo: trovare soluzioni immediate all'emergenza sanitaria in atto sul territorio Bruzio. C'era attesa per l'esito dell'unità di crisi, riunione però alla quale, sottolinea Iacucci, non c'erano i rappresentanti degli enti locali cosentini perché nessuno è stato invitato. Io sono mesi, forse un anno che dico questa cosa, che affrontare
il problema della pandemia e del virus significa fare sinergia e lavorare tutti insieme. Io vedo che il presidente Spirli continua invece ad arrogarsi questa sua prerogativa, che è quella di lavorare in solitudine. Io credo che anche i provvedimenti che hanno, poi li guarderemo meglio nel merito, ma non credo che ci siano provvedimenti che risolvono il problema del Covid, anche perché questi provvedimenti il presidente Spirli li ha annunciati più volte, quelli delle assunzioni, quelli degli ospedali Covid e altro. Io sono molto pessimista su quello che ha detto il presidente Spirli oggi. Io non vedo passo avanti, io vedo solo che la situazione di Cosenza è al limite veramente del sopportabile, perché non ci sono più posti per quanto riguarda il Covid e addirittura io questo mi sono permesso di dire ieri anche al direttore generale Mastrobuono: non si curano più le malattie, diciamo così, ordinarie, non si curano più i malati oncologici, non si curano più con efficienza i malati cardiologici, gli infartuati, quelli di ictus, non si fanno più gli esami tecnici che servono. Noi l'altro giorno abbiamo provato a fare una prenotazione per quanto riguarda la risonanza magnetica parametrica, ci hanno dato la disponibilità per il 5 di dicembre. Lì si vede se uno è malato alla prostata, ha una malattia tumorale o meno. Pensate, farne il 5 dicembre significa che il malato arriva in una condizione, non so più se è possibile curarlo o meno. Questa è la situazione più complessiva. E allora, ecco, noi avevamo chiesto che alla riunione dell'unità di crisi della Regione stamattina partecipasse anche un rappresentante degli enti locali. All'unità di crisi complessiva per affrontare il problema del Covid deve partecipare la rappresentanza degli enti locali, dei sindaci, che sono quelli che sui territori sono quelli che governano il territorio e conoscono benissimo i problemi del territorio. Noi vediamo invece che la Regione continua a ignorare questa esigenza e poi apprendiamo di decisioni che sono decisioni approssimative, che non affrontano e non risolvono il problema. Sono 7 le nuove zone rosse in Calabria, 4 in provincia di Cosenza, 1 a Cutro nel Crotonese. In serata sono entrate in zona rossa anche Botricello nel Catanzarese e la frazione Fossato di Montebello Ionico nel Reggino. Nel servizio vediamo le zone rosse disposte per la provincia di Cosenza, mentre per quanto riguarda la grave situazione che si registra all'Annunziata di Cosenza, il sindaco Occhiuto invita i sindaci del territorio alla mobilitazione. L'arancione diventa rosso per ora in 4 comuni del Cosentino: Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore. Situazioni critiche che hanno portato il presidente facente funzione della Regione Calabria Spirli a emanare una nuova ordinanza che dispone la zona rossa fino al 26 aprile. Ma il contagio preoccupa tanti altri centri e anche l'area urbana cosentina. Non solo scuole chiuse, ma anche divieto di assembramento in alcune aree delle città particolarmente frequentate dai giovani e la richiesta di intensificazione dei controlli rivolta alle forze dell'ordine. Misure che potrebbero limitare il contagio e diminuire l'incidenza sulla popolazione nel medio periodo. Intanto però c'è da affrontare e risolvere il problema attuale della saturazione delle strutture ospedaliere. L'insufficienza di posti letto sta determinando una risposta non adeguata. Lo testimoniano le ambulanze in attesa, la difficoltà di accedere ai ricoveri e numerosi decessi. Ieri, durante la seduta della Commissione Consiliare Sanità, convocata dal Presidente Maria Teresa De Marco con all'ordine del giorno l'audizione del commissario straordinario dell'ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina, il sindaco Occhiuto, che nei mesi scorsi aveva caldeggiato la conversione dell'ospedale da campo in centro vaccinale, ha rivelato di aver richiesto 20 giorni fa ai vertici dell'esercito di riattivare l'ospedale. Identica richiesta è stata presentata al ministro della Difesa Guerini dai deputati del Movimento 5 Stelle. Per perorare la causa sarebbe necessaria una relazione da parte dell'ospedale dell'Annunziata e del commissario Mastrobuono per chiedere, in presenza di una situazione di difficoltà, un supporto esterno, in quanto a sua volta l'esercito dovrà poi richiedere al Comando Generale della Difesa l'invio dei medici rianimatori, peraltro non facilmente reperibili. La Difesa, infatti, ha detto Occhiuto, che oggi ha lanciato un appello per Cosenza, Speranza e Figliuolo, non può giustificare 80 unità distaccate a Cosenza per un numero esiguo di pazienti.
Per quanto riguarda l'attività vaccinale, il primo cittadino ha dichiarato di aver programmato con la Mastrobuono l'allestimento di un altro centro in modalità drive-in. 2 sono le opportunità logistiche, l'area dell'ex parcheggio dei pullman della stazione di Vagliolise, oppure la soluzione dei box art. Secondo Chiuto ne basterebbero 5 o 6 dei 27 esistenti. Intanto sta terminando la vaccinazione degli over 80 in provincia di Cosenza. Si passerà adesso alla fascia over 70, una categoria molto corposa. Secondo i calcoli che abbiamo fatto dovremmo essere intorno ai 35.000 ultraottantenni che abbiamo vaccinato, la maggior parte dei quali hanno anche ricevuto la seconda dose. Quindi siamo più o meno, rispetto al dato statistico, siamo intorno al 70%, però effettivamente dobbiamo vedere di quei 50.000 ultraottantenni della provincia di Cosenza quanti effettivamente si vaccineranno, per cui il dato va ridimensionato e dovremmo essere intorno all'80% della realtà. Gli ultrasettantenni sono tanti, parliamo di un numero di 150.000, quindi ci sarà da lavorare per cercare di raggiungerli e di garantirgli una vaccinazione il più agevole possibile per loro. La situazione del pronto soccorso di Cosenza è ancora allarmante. Medici, infermieri e OSS stremati da turni massacranti per affrontare questo nuovo picco pandemico del Covid. Una situazione che richiede risposte immediate. Per questo il sindaco Mario Chiuto chiama alla mobilitazione tutti i primi cittadini della provincia e li invita per sabato 17 aprile alle 10 in prossimità proprio del pronto soccorso dell'ospedale Annunziata per partecipare ad un sit-in. Per Occhiuto è inaccettabile l'assenza di decisionismo del vertice dell'azienda ospedaliera. Un commissario, proprio in quanto tale, sottolinea, avrebbe dovuto assumere decisioni tempestive per incrementare i posti letto Covid necessari, evitando di sottrarli ad altri reparti, oltre che procedere immediatamente all'assunzione del personale sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza. Allo stesso modo, aggiunge Occhiuto, mi sarei aspettato una reazione pronta e positiva alla sollecitazione di qualche settimana addietro di richiedere all'esercito, nel quale avevo già riscontrato la disponibilità a richiamare i medici necessari, il riallestimento di posti letto nell'ospedale da campo di Vagliolise. La risposta è stata e continua ad essere un inspiegabile immobilismo che sta costando ai nostri territori un prezzo altissimo in termini di privazioni, costringendo i sindaci a tenere le scuole chiuse, infliggendo altri duri colpi ad un commercio che già fatica a rialzarsi. Intanto le auto dei vigili a Cosenza, come un anno fa, invitano i cittadini a rispettare le norme anti-Covid. Per la tutela della salute di tutti si invitano i cittadini ad evitare gli assembramenti e ad utilizzare sempre la mascherina. Grazie. L'auto dei vigili urbani per le strade di Cosenza, l'invito ripetuto più volte e per più volte al giorno a rispettare le regole anti-Covid. La città dei Bruzzi sembra tornata indietro di un anno. L'amministrazione comunale, visti i numeri allarmanti del contagio e la pressione sugli ospedali, dopo aver chiuso le scuole, scende in campo con la polizia municipale. Su disposizione del comando stiamo facendo questa campagna di sensibilizzazione attraverso questo messaggio audio al fine di sensibilizzare tutti i cittadini affinché non facciano assembramenti e facciano uso della mascherina in maniera corretta. Vediamo invece adesso nel prossimo servizio qual è la situazione all'ospedale di Cetralo, dove sono stati trasferiti alcuni pazienti da Cosenza. Per alleggerire la pressione sull'Annunziata di Cosenza, diversi pazienti sono stati trasferiti negli ospedali SPOC della provincia, tra questi quello di Cetraro. Ieri pomeriggio sono aggiunti 6 pazienti dall'Annunziata di Cosenza, quindi attualmente siamo a 28 posti letto, quindi 28 pazienti veggenti. Ma quali sono le condizioni dei pazienti trasferiti? La maggior parte di questi pazienti è in una fase delicata, quindi è sotto terapia con ventilatore o con CPAP. Solo una piccola percentuale fa ossigeno a bassi flussi. Sono quindi tutti pazienti delicati che necessitano di un attento monitoraggio. Per quanto riguarda la situazione dei posti letto Covid, qual è la situazione attualmente all'ospedale di Cetraro? Al momento siamo a 28, dovremmo arrivare a 32
posti letto, non appena vi saranno le condizioni, quindi la disponibilità proprio dei letti. Ci stiamo, come dicevo nella precedente intervista, ci stiamo organizzando per un aumento graduale, per arrivare fino a 32, quindi altri 4 posti letto. E questa sicuramente è la fase più difficile, più delicata della pandemia. Sono coinvolti pazienti tendenzialmente giovani, 50-60 anni, senza comorbidità, con brutte polmoniti, che coinvolgono il 50, il 60, il 70% dei polmoni, che quindi necessitano proprio di una terapia ventilatoria, quindi sono pazienti altamente delicati, che vanno monitorati molto attentamente. A San Giovanni in Fiore, comune dichiarato zona rossa con ordinanza regionale, il sindaco Rosaria Succurro ordina il lockdown totale, disponendo ulteriori misure di contenimento a partire dalla sospensione delle attività di commercio al dettaglio, salvo quelle ritenute strettamente indispensabili dalle normative vigenti, e misure più restrittive disposte anche dal sindaco Dimirto Crosia. Sentiamole ai nostri microfoni. Quello che vedete è Piazza Dante, desolatamente vuota, primo giorno di lockdown dopo l'ordinanza del sindaco, quindi oggi ritorna in zona rossa, sindaco. Sì, effettivamente l'ordinanza regionale firmata ieri sera dal presidente facente funzioni Nino Spirlia ha posto il nostro comune in zona rossa a seguito dei contagi che negli ultimi 14 giorni sono esplosi in maniera molto accentuata. E stamattina e anche ieri sera, dopo l'ordinanza della regione, del presidente, ho emesso una mia ordinanza che in pratica limita ancora di più, restringe ancora di più il campo diciamo, di azione di queste nuove misure, con la limitazione degli orari degli esercizi commerciali, come infatti quasi tutti, esclusi i supermercati, il genere alimentare, le farmacie, tutti i negozi sono chiusi all'1. E a Catanzaro è stato inaugurato il più grande hub vaccinale della Calabria, obiettivo 20.000 vaccini a settimana. 5 linee vaccinali per uno dei più grandi hub della Calabria, inaugurato ieri a Catanzaro e da oggi operativo. L'area fieristica convertita, vista l'emergenza, in sito per le vaccinazioni. L'intento è raddoppiare in poco tempo le linee vaccinali e consentire il maggior numero di somministrazioni. Resta l'incognita sul numero delle dosi che arriverà in Calabria e sul rafforzamento del personale sanitario per consentire di accelerare sui vaccini. Al momento si parte con questi numeri. Partiamo con 600 vaccini al giorno estendibili fino a 1.200 e poi potenzialmente, se dovessero essere disponibili i vaccini, possiamo arrivare a 2.400 vaccini al giorno. È stato un lavoro di squadra, di sinergia. Considerate che l'istituzione di quest'hub è stato deciso quando è venuto il generale Figliuolo a fine mese, fine marzo, quindi nel giro di 15 giorni, esatto, nel giro di 15 giorni abbiamo realizzato tutta questa struttura. Per gestire quest'hub lo stiamo gestendo con il personale dell'ASP e abbiamo una convenzione con la Croce Rossa Italiana che si farà carico di gestire le prime 10 linee. Qual è l'obiettivo che si pone l'hub catanzarese? L'obiettivo nostro è 20.000 vaccini al giorno, quindi speriamo entro 15 giorni di essere in linea, perché dobbiamo poi capire anche la disponibilità dei vaccini a livello nazionale, perché i vaccini fra Pfizer e Moderna sono praticamente utilizzati al 95%, quindi diciamo con numeri molto importanti. Invece AstraZeneca è un vaccino che viene utilizzato poco perché non può essere somministrato alle categorie fragili e agli ultraottantenni, ma sarà utilizzato adesso per 60 e 70 in quanto c'è una raccomandazione. In Calabria però è ancora lenta la campagna vaccinale, si passa dalle 11.000 inoculazioni di sabato alle 900 di domenica scorsa e c'è chi propone la vendita diretta in farmacia.
ancora ultimi con il 74,5% delle dosi di vaccino somministrate. La Calabria, lo certifica il report vaccini del Ministero della Salute, procede lentamente, molto lentamente. 34.831 le dosi inoculate a fronte delle 461.590 consegnate. Una regione, la nostra, in cui non si è ancora terminato di vaccinare gli ultra ottantenni e che dunque è in forte ritardo. La piattaforma di Poste Italiane, dalle segnalazioni che riceviamo, funziona a singhiozzo e in molti casi indica centri vaccinali molto lontani dai luoghi di residenza, una corsa ad ostacoli che scoraggia. Così si fa strada l'ipotesi di poter provvedere autonomamente. Basterebbe, sono in tanti a pensarlo, dare la possibilità alle farmacie di comprare i vaccini. Chi può le acquista, ovviamente con prezzi giusti. Chi ci scrive ricorda ad esempio che il vaccino AstraZeneca costa 2 euro. Lo Stato potrebbe garantire per le categorie deboli. Si è certi che procedendo in questa direzione si arriverebbe prima all'immunità di gregge. Pensate, su 1000 persone con sindrome di Down in provincia di Cosenza, solo 6 sono stati vaccinati. Difficoltà anche per i caregiver e per i familiari che assistono i disabili proprio per accedere al vaccino anti-Covid. La denuncia della sezione cosentina dell'Associazione Nazionale Persone Down. Continuano ad arrivare segnalazioni da parte di familiari conviventi e caregiver di persone con gravi disabilità. Per loro ancora niente vaccini anti-Covid. Ecco la denuncia della Presidente dell'Associazione Italiana Persone Down, sezione di Cosenza. Nonostante i proclami, ossia il fatto che verrà presto attivata una piattaforma per i caregiver e i conviventi, al momento sul nostro territorio non succede assolutamente nulla. Mi lasciano perplessi anche gli ultimi dati pubblicati, in quanto se non avessimo richiesto la priorità vaccinale all'azienda ospedaliera, anche molte nostre persone con sindrome di Down e con disabilità gravi non sarebbero state vaccinate, perché di fatto l'ASP di Cosenza ha vaccinato 6 persone con sindrome di Down a fronte di una popolazione di circa 1000 persone con sindrome di Down presenti nell'azienda sanitaria provinciale, quindi presenti per tutta la provincia di Cosenza. I problemi più grossi sono soprattutto nei paesini, perché effettivamente raggiungere Cosenza è stato difficile anche per piccoli, sono comunque persone con disabilità. E abbiamo avuto problemi, per non parlare delle persone con disabilità allettate a casa dove non si sta recando nessuno. Io sono mamma di un bambino di 7 anni con la sindrome di Down, abbiamo le terapiste vaccinate, l'insegnante di sostegno vaccinato, mio figlio ha un certificato medico dell'azienda ospedaliera di Cosenza che prevede l'istruzione domiciliare perché non l'abbiamo potuto mandare a scuola. E io e il padre non siamo vaccinati di fatto. Vi racconto il caso a me più vicino, ma ce ne sono tantissimi altri. Bonaventura Ferri morì di Covid il 13 aprile del 2020, fu una delle prime vittime del virus in Calabria. Il vigile del fuoco aveva 51 anni, il ricordo della sorella Valentina. Valentina Ferri, è trascorso un anno dalla scomparsa di suo fratello Angelo Bonaventura, una delle prime vittime di Covid qui in Calabria, fra l'altro una giovane vittima di Covid. Sì, purtroppo è già passato quest'anno e la cosa più triste di quest'anno è che non è ancora cambiato niente. Non è giustificabile quello che sta succedendo oggi. Un anno fa eravamo impreparati, ma a distanza di un anno ancora le persone muoiono tristemente nelle ambulanze. Questa cosa mi fa perdere mio fratello ogni giorno. Non l'ho perso solo una volta, lo perdo in tutte le persone che rivivono questa situazione, questa impreparazione della nostra sanità. Un anno è trascorso, la figura di Angelo Bonaventura Ferri è stata ricordata così come si doveva fare. Abbiamo ricevuto un grandissimo attestato di stima da parte di tutte le persone che hanno proposto che la caserma di Rende gli venisse intitolata, una caserma in corso di costruzione attualmente.
Andoro non è stato dimenticato e spero questo non accada mai, perché tante di quelle che sono state le sue battaglie, le sue lotte ancora vengono portate avanti, sono battaglie giuste sia all'interno della caserma, che è una cosa molto importante, perché mi piace che ci sia qualcuno che dia continuità a quello che era il suo ideale, l'osservatorio sul bossing che aveva messo in piedi nella caserma, ma anche a livello sindacale, a tutela, il fatto che comunque si continui a dare voce alle persone che non hanno il coraggio di esporsi. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura per lo più positiva per le borse europee, mentre Wall Street viaggia contrastata dopo i dati sull'inflazione di marzo e in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali. A marzo i prezzi al consumo negli USA hanno registrato una crescita dello 0,6% rispetto al mese precedente e del 2,6% su base annua, superando le attese degli analisti. Tuttavia, l'accelerazione dell'inflazione non sembra abbastanza rapida da spingere ad un cambiamento di politica della Federal Reserve. In mattinata è stata diffusa la lettura di aprile sull'indice Zio tedesco, inaspettatamente in calo a 70,7 punti dai 76,6 punti di marzo. Intanto la Food and Drug Administration ha sospeso precauzionalmente le somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson negli USA, dopo che 6 donne su quasi 7 milioni di vaccinazioni sono state colpite da rari fenomeni di coaguli nel sangue. L'azienda statunitense ha dunque rinviato la distribuzione in Europa. A Milano il FTSE MIB termina in rialzo dello 0,6%, sopra la parità come il CAC 40 di Parigi a più 0,4% e il DAX di Francoforte a più 0,1%. Invariati il FTSE 100 di Londra e l'Ibex 35 di Madrid. A New York prosegue sottotono il Dow Jones a meno 0,4%, mentre l'S&P 500 a più 0,1% aggiorna il proprio record e avanza il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro risale in area 1,193, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a 109,2. Avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1% a $63,9 e il WTI a più 1% a $60,3 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 103 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,74%. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE MIB svetta Amplifon a più 6,9, seguita da Campari a più 3,1 e Interpump a più 2,8%. In coda di Asorin a meno 1,3 e Azimut a meno 1,0. Grazie e buon proseguimento di serata. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sulla nostra regione ed in generale su tutta l'Italia la primavera stenta ancora a decollare. Già nel corso della giornata di martedì infatti inizierà un nuovo calo delle temperature che ritorneranno al di sotto delle medie stagionali. Le temperature resteranno dal sapore tipicamente invernale per tutta la settimana a causa dell'afflusso di masse d'aria di origine artica. Domani nubi sparse ovunque con possibili fenomeni irregolari distribuiti a macchia di leopardo. Temperature in ulteriore lieve calo. Domani molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati dai quadranti occidentali, mosso il Mar Ionio con venti dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.